stato accolto con gli applausi Giorgio Napolitano, arrivato a Mestre poco prima di mezzogiorno, dopo aver partecipato ieri all'apertura del Festival del Cinema al Lido. Ha raggiunto Villa Settembrini per un breve incontro privato alla Fondazione Gianni Pellicani. Strada chiusa qualche minuto per permettere il transito dell'auto del Presidente della Repubblica, che si è fermata dentro il cortile della villa. Un incontro di circa un'ora con i ricercatori ed i collaboratori che in questo anno hanno operato nel progetto scientifico e culturale di questa realtà veneziana. Ad attendere Napolitano una folla di cittadini che lo ha salutato e fotografato. Alle 12:45 Napolitano è uscito ed ha fatto una breve passeggiata fuori programma per salutare la gente rimasta ad attenderlo. Una signora gli stringe la mano, lei è argentina, dice, e lavora qui in Italia. Sono un'infermiera che lavoro per la salute, sono argentina e lavoro per il vostro popolo. Poi si è fermato per un breve momento con i giornalisti, un accenno all'incontro di questa sera con il premier Renzi, in vista del Consiglio dei Ministri di domani, e alla domanda dei giornalisti che chiedevano se il governo si stesse preparando bene sui tanti nodi ancora aperti, ha risposto con poche parole. Lo vedrò e lo vedrete tutti, basta aspettare la riunione di domani del Consiglio dei Ministri, se ne vedranno i risultati. Grazie a tutti. Il presidente Napolitano ha salutato tutti con un "ci vediamo presto" ed ha lasciato la città di Venezia, che ama molto. Ieri solo poche parole sullo scandalo delle tangenti del Mose. Voglio aggiungere che poi per Venezia, per questa città impareggiabile, scossa nelle sue rappresentanze pubbliche da vicende recenti, inquietanti e penose, la Biennale costituisce un decisivo pilastro istituzionale, trasparente e vitale. Il pranzo all'aeroporto Tessera di Venezia, poi ritorna a Roma al Quirinale, dove questa sera è previsto l'incontro col premier Renzi.